Ben ritrovati amici sportivi siciliani con il consueto appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Una prima puntata inserita in questa mega domenica sportiva perché come tutti ben sanno a partire dalle 21 sino alle 22:15 c'è poi l'appuntamento con Sala Stampa di Penalty che parla solo ed unicamente di calcio professionistico e la nostra bella domenica sportiva si concluderà a partire dalle 22:15 sino alle 23 con il Penalty Futsal, trasmissione curata e presentata come tutti ben sanno da Alessio Patti. Noi ci occupiamo in queste prime 2 ore solo ed unicamente di calcio dilettantistico, ancora una volta una domenica ricca di sorprese, di risultati che ci fanno capire che qualche squadra probabilmente ha mollato, ma c'è pure qualche squadra che sta probabilmente iniziando a festeggiare una possibile promozione. Andiamo subito a salutare i miei compagni di viaggio, soprattutto il primo che insomma mi accompagna nella fascia che va tra l'interregionale e l'eccellenza, Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo, ben trovato. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Bene, salutiamo anche la bellezza straordinaria della nostra Jenny Diara, tra l'altro è ritornata a vestirsi di nero e questa cosa ci piace. Buonasera Ettore, grazie e buonasera a tutti. Poi insomma il tuo biondo ti rende. Perfetto. E andiamo subito a conoscere il nostro primo ospite della nostra lunga domenica, tra poco ci raggiungerà anche il presidente dell'Atletico Catania Franco Proto, ma diamo intanto il benvenuto a Salvo D'Arrigo. Ciao Salvo, ben trovato. Buonasera a tutti, grazie. Io dico allenatore opinionista, perché da qualche anno a questa parte hai un po' mollato insomma l'idea di allenare. Faccio anche il preparatore atletico. Fai anche il preparatore atletico, però lo sto facendo. Però insomma un po' di tutto. Perché questa scelta di momentaneamente lasciare da parte il campo effettivo, il gioco dei 3 punti? No, non è una scelta mia, è una scelta forzata. Nel senso che molti presidenti non sono d'accordo su quello che tu vuoi fare e come lo vuoi fare. Mi conosci bene. Benissimo, conosco Salvo da tantissimo tempo e sappiamo tutti i vari problemi che esistono nel mondo del calcio dilettantistico. Allora, oggi un interregionale particolare perché non ha giocato. Solamente il recupero del Marsala che ha conquistato un punto prezioso in casa al Municipale contro il Gelbison, punto prezioso in chiave salvezza che non mette ancora al riparo da eventuali pericoli la formazione di Pergolizzi, però tuttavia è comunque un risultato apprezzabile per la formazione liripetana. Per il resto oggi, come hai detto tu, bocce ferme per la serie riflettori accesi sul Siracusa che sarà impegnato nella difficile trasferta contro la Versa Normandia e che le dirette concorrenti per il salto in Lega Pro, la Cavese e la Frattese, facciano qualche passo falso. Saranno le ultime giornate estremamente interessanti nel girone I di Serie D per capire quale sarà la regina, quale sarà la squadra che farà il salto in terza serie. Perfetto, allora dato che non abbiamo i risultati, giustamente perché come hai detto bene tu non si è giocato nel campionato interregionale, diamo almeno lettura della classifica e poi il prossimo turno perché sarà un turno abbastanza impegnativo. Allora, a te Jenny. Cavese 60, Frattese, Siracusa 59, Reggio Calabria 45, Vibonese 44, Aversa Normanna 43, Due Torri 42, Sarnese 39, Gragnano 37, Leonfortese, Roccella 36, Rende 35, scusatemi, Noto Marsala 33, Agropoli 32, Palmese 30, Gelbison 25, Vigor Lamezia 23, Città di Scordia 21. E adesso passiamo alla lettura del prossimo turno, si giocherà domenica prossima, domenica 20 marzo e sarà una giornata abbastanza importante soprattutto anche per lo Scordia che dovrà comunque andare ad affrontare un Reggio Calabria assolutamente agguerrito. Prossimo turno può già partire il tabellino, avremo Agropoli Palmese, Aversa Normanna Siracusa, Due Torri Vibonese, Gelbison Frattese, Leonfortese Vigor Lamezia, Noto Gragnano, Sarnese Marsala,
Reggio Calabria, città di Scordia, Roccella rende e riposerà la Cavese. Allora, una chiacchierata la voglio fare subito anche con il nostro ospite Salvo D'Arrigo. Devo dire che lo Scordia, con l'arrivo anche di mister Campanella, insomma, è cambiata qualcosa. Intanto hanno fatto dei punti che hanno quantomeno riaperto la speranza, seppur ancora limitata, di un possibile aggancio per disputare i play-out, no? Che dici? A proposito di play-out, intanto vorrei un po' dissentire per il risultato Marsala-Gelbison. Il Marsala ha perso una buona occasione di certo, staccare, in questo caso, di andare a 35 punti, di superare anche il nodo. Sì, ma il Gelbison, se perdeva quella partita, era addirittura messo male. Il primo tempo era in svantaggio, il Gelbison era in vantaggio. Allora, per quanto riguarda lo Scordia, sono le ultime speranze. Certo, il cambio di allenatore ha portato 4 punti, dopo una lunga serie negativa con Campanella. Un pareggio e una vittoria hanno riacceso un pochettino le speranze. Anche qualche risultato favorevole. Certo, il Gelbison che oggi ha pareggiato nel recupero, perché l'unica speranza è di agganciare il terzultimo posto a questo punto. Però è anche vero che la settimana prossima, domenica prossima, giocheranno contro il Reggio Calabria, che non è assolutamente una squadretta non è una partita facile, appunto. Sono al 4° posto, lottano per i playoff. Sarà un test difficilissimo. Sarà un test difficile. Se riuscisse a prendere anche un punto sarebbe ideale, però è sempre molto difficoltoso. Molto difficoltoso. E tu come vedi questa partita, per esempio, dello Scordia la prossima settimana, Carmelo? Tu pensi che possano esserci buone possibilità che la squadra torni a casa almeno con un punto? Tecnicamente è impossibile, è partita da uno fisso in schedina, però il pallone è rotondo e tutto può succedere. Per quella che è la differenza di valori è una gara impossibile per lo Scordia, anche perché io resto dell'idea, lo avevamo già detto la settimana scorsa, Ettore, paradossalmente il Reggio Calabria è l'unica squadra per cui i playoff possono avere un senso, per il blasone che ha, è una delle poche squadre in Serie D, non considerando solamente il girone, diciamo che è il possibile ripescaggio, esattamente, certo. Considerando tutti i 9 gironi, per la piazza, per il blasone, ha serie speranze di ripescaggio, ma deve fare i playoff, li deve fare bene e quindi non può perdere, non può lasciare punti per strada. Per questo vedo una gara scontata. Salvo, per quanto riguarda invece la vetta, sottolineiamo il fatto che Siracusa ha pareggiato in casa con il Due Torri, insomma ha perso qualche chance per andare un po' più avanti ancora in classifica. La Cavese questa settimana una grossa occasione per agganciare la vetta, è una partita stregata contro il Due Torri, addirittura senza nulla togliere però al Due Torri. Allora, Due Torri forse secondo me è la rivelazione di questo campionato. Assolutamente. Una società con pochi mezzi, un allenatore bravissimo e con molti giovani. Sta facendo un campionato straordinario. Attenzione, perché la settimana prossima il Siracusa non giocherà con la Versa Normanna, perché c'è un giocatore della Versa Normanna che gioca nella rappresentativa del campionato di Serie D, pertanto la partita con il Siracusa è stata rimandata a data da destinarsi. Carmelo, io credo che un po' questa cosa falsi un po' anche l'equilibrio anche mentale di una squadra che deve tentare di agganciare la zona della vittoria finale, perché poi devi andare a rincorrere il risultato delle altre squadre. Dipende dai punti di vista, Ettore. Per quello che dicevamo prima e che diceva anche mister D'Arrigo, prima della sosta il Siracusa non è arrivato benissimo a questa sosta con il pareggio interno col Due Torri, ma le ultime prestazioni della squadra di Sottile erano state un po' più incerte. Una sosta un po' più lunga, io credo che questa pausa, questo pit stop per il Siracusa possa essere opportuno, magari qualche altro giorno in più per lavorare in allenamento può anche essere prezioso. In linea di principio alterare i calendari sempre falsa un pochettino, però nel caso specifico secondo me non è da disdegnare questa sosta per il Siracusa. Allora, per chiudere il discorso del campionato interregionale, il prossimo turno ci sarà questo scontro anche importante tra Gelbison e Frattese. Attenzione, perché la Gelbison a questo punto in casa si giocherà il tutto per tutto, perché vuole allungare anche rispetto allo Scordia.
Anche diciamo, questo girone I, questo campionato di Serie D ha dimostrato che spesso questi testacoda nascondono parecchie insidie, quindi anche la Frattese ha un impegno da non sottovalutare, anche perché il Gelbison nel corso di questo campionato comunque si è dimostrata squadra insidiosa al di là della classifica modesta. Perfetto, bene, allora abbiamo chiuso il tabellino riguardante il campionato CND, dobbiamo fermarci, abbiamo un altro momento dedicato alla pubblicità, tra poco rientreremo in studio, Caragenni, e avremo modo anche di parlare del campionato di eccellenza che sta avendo un grandissimo seguito, soprattutto il girone B, a dimostrazione che veramente c'è un'incertezza assoluta. Per esempio oggi il Taormina ha perso in casa e insomma forse questo sgambetto... non è stata l'unica sorpresa di questa vabbè, tra poco sveleremo tutto. Per adesso c'è la nostra Jenny che ci lancia la pubblicità. Ricordiamo ai nostri carissimi telespettatori che possono interagire con noi e i nostri ospiti qui in studio mandando un messaggio al numero di WhatsApp 336 92 07 27. Torniamo solo tra qualche istante, pubblicità. Eccoci rientrati in studio, siete sempre con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, dal campionato CND sino alla prima categoria, e poi come tutti ben sanno a seguire alle 22 l'appuntamento con la sala stampa di Penalty che parla solo di calcio professionistico, e si chiude la domenica sportiva siciliana di Video Mediterraneo con lo spazio dedicato al calcio a 5. Vado a salutare il secondo ospite che ci ha raggiunto, ovvero il presidente dell'Atletico Catania, Franco Proto. Presidente, buonasera, come sta? La vedo contenta, Abbastanza soddisfatto. Una bella vittoria fuori casa oggi. Abbiamo capitalizzato quello che la squadra ha nel suo codice genetico, cioè una squadra costruita, almeno la seconda squadra, per fare bene, per giocare bene, per essere determinata, efficace. Ecco, oggi c'è stata l'espressione di quello che questa squadra ha. Cercare di ragionare da grande. L'aspettavamo chiaramente incontrando una grande. Incontrando uno Sporting Taormina di spessore, devo dire, no? Al di là della classifica e della differenza di punti che c'è tra lo Sporting Taormina e l'Atletico, io devo dire che è incontrata una delle migliori squadre fino a oggi visto, cioè, quindi con una buonissima organizzazione di gioco, un buon impianto di gioco, un gioco armonioso e soprattutto dico che ti crea quelle 4-5 occasioni da gol. È stata una bellissima partita. Tra l'altro questa vittoria può valere anche tanto in prospettiva classifica, no? Un posizionamento importante, purtroppo momentaneamente ancora legato ai play-out. Ma è la prima delle tre partite che per noi erano fondamentali, cioè questa di oggi, l'altra con la Cireale e poi la successiva a Palazzola Crete. Benissimo. Però questo è uno spunto e una motivazione in più per certo. poter confrontarsi con le altre squadre di spessore. Abbiamo anticipato un po' il discorso riguardante il girone B, adesso facciamo un passo indietro, parliamo del girone A, tra l'altro anticipato da una partita importante legata alla Coppa Italia, Carmelo, perché questo Mazzara è andato a pareggiare addirittura in Puglia e quindi chissà, sta forse sperando in un possibile ripescaggio di una promozione attraverso magari una possibile finale di Coppa Italia. No, non sarebbe un ripescaggio, sarebbe una vera promozione. La vincitrice della Coppa Italia di eccellenza nazionale ha il passepartout diretto per la Serie D. Il Mazzara a questo punto deve sognare, ha ottenuto un buon pareggio a Gravina di Puglia, 2-2, basterà lo 0-0 per accedere alla semifinale e a quel punto tutto è possibile. Tra l'altro un Mazzara che si è rimesso in carreggiata anche in campionato, oggi ha vinto, è un buon momento per la formazione di Tommaso Napoli che a questo punto, Ettore, ci deve provare. Certo, allora guardiamoci questo servizio su questo pareggio fuori casa in terra pugliese per quanto riguarda la squadra appunto di Tommaso Napoli, 2-2 contro il Gravina. Finisce 2-2 il match di andata dei quarti di finale della Coppa Italia Nazionale d'Eccellenza tra il Gravina e il Mazzara.
Un risultato ottimo per la formazione di mister Tommaso Napoli in vista del ritorno, ma che lascia l'amaro in bocca comunque ai canarini mazzaresi per come si era messa la partita nei primi 21 minuti di gioco, nei quali il Mazzara si era portato in vantaggio di ben 2 gol. Al di là di tutto comunque i ragazzi hanno sciorinato una prestazione maiuscola che fa ben sperare per il passaggio del turno. Ma andiamo alla cronaca del match, pronti via, e dopo 50 secondi il Mazzara si rende subito pericoloso con un bell'assist di Arnone per Erbini che viene atterrato al limite d'aria dal portiere Cilumbriello, tutto fermo però per la posizione di offside del capitano canarino. Al secondo minuto occasione per il Gravina su corner con il colpo di testa di Chessa ribattuto da un difensore del Mazzara. Al quinto ci prova per la formazione di casa Di Benedetto dalla grandissima distanza, tiro debole e centrale parato da Iacono. Al settimo il Gravina va in gol con Rana, ma l'arbitro ferma tutto per la posizione di fuorigioco di Di Benedetto che poi frana su Iacono, quest'ultimo si fa male ma riesce seppur dolorante a continuare il match. Nei primi 10 minuti il Gravina fa valere il fattore campo, ma poi il Mazzara viene fuori alla grande. Al 13° cross di Locascio dalla destra per Rosella, ma l'attaccante mazzarese di testa non inquadra lo specchio della porta. Passano 3 minuti e gli ospiti trovano il gol del vantaggio. Erbini si libera di un avversario, scatta sulla fascia sinistra, entra in aria e mette un pallone al centro dell'area di rigore dove il ben appostato compagno non si fa pregare e sigla il gol dell'1-0 per il Mazzara. Per il numero 7 si tratta della prima rete stagionale con la maglia giallo-blu, una rete pesantissima ai fini del passaggio del turno. Dopo il gol ci sono comunque le proteste dei giocatori del Gravina, ne fa le spese Di Benedetto che viene ammonito. Il Mazzara continua a giocare bene, al 19° manovra nella metà campo del Gravina, ma il passaggio filtrante di compagno per Rosella è lungo. Sono le prove generali del raddoppio per il Mazzara che arriva al 21° con lo scatenato Rosella che imbambola la difesa locale e di destro non lascia scampa Cilumbriello da posizione decentrata. Per il numero 10 Canarino è il 16° gol stagionale, il 7° in Coppa Italia. Il Mazzara a questo punto gioca sul velluto, il Gravina prova a reagire ma i ragazzi di mister Napoli concedono poco o nulla, anzi al 37° è Locascio a far scorrere un brivido sulla schiena dei tifosi giallo-blu di casa con un tiro che esce di poco. Un minuto dopo si rivede il Gravina in avanti con Rana che non riesce ad arrivare sul pallone servitogli in profondità da Mazzilli. Al 42° punizione, la posizione pericolosa per i padroni di casa, ma il tiro viene respinto dalla difesa del Mazzara. Sul contropiede successivo Compagno non controlla bene il pallone e l'azione sfuma. Al 43° il Gravina rientra in partita, cross di Sisalli in area dove Rana colpisce di testa e trafigge Iacono. Le emozioni del primo tempo non finiscono qui. Al 45° Di Benedetto ferma Rosella con un tocco di mano, l'arbitro gli sventola il secondo cartellino giallo e lo espelle tra le proteste dei giocatori del Gravina e del pubblico. Nella ripresa mister Gennaro Di Maio effettua subito 2 cambi con Palermo e Anaclerio per Silvestri e Tragni. Al terzo i padroni di casa si rendono pericolosi in avanti ma l'azione viene fermata per fuorigioco. Un minuto dopo Rosella calcia verso la porta avversaria, para Cilumbriello. Al 6° il Gravina trova il gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio di punizione. A siglare il gol del 2-2 la Dogana, bravo a farsi trovare pronto in area di rigore. A questo punto i padroni di casa giocano sulle ali dell'entusiasmo e al 9° vanno vicino al gol del 3-2. Sul capovolgimento di fronte lo scatenato Rosella vede serve al centro dell'area Arnone che viene anticipato all'ultimo momento da un difensore. Al 10° errore del Mazzara in uscita, Rana intercetta il pallone e Iacono ci mette una pezza. Al 15° nel Mazzara viene ammonito Fontana, il giocatore era diffidato e salterà la sfida di ritorno. Al 19° sono gli ospiti ad andare vicino al gol del 3-2 con Rosella, ma il tiro da posizione defilata viene parato da Cilumbriello. Un minuto dopo ci prova anche Arnone con un gran tiro al volo parato ottimamente dal numero 1 del Gravina. L'ultima emozione del match arriva al 47° quando Anaclerio salva sulla linea a porta vuota un tiro di Bono dopo che il portiere Cilumbriello era uscito a valanga su Rosella lanciato a rete. I canarini recriminano sul rigore non concesso. Siamo in compagnia di mister Napoli al termine di un vibrante confronto tra Gravina e Mazzara Calcio, punteggio finale di 2-2, mister, ma lo spettacolo di certo non è mancato in quest'oggi. Infatti quello che un po' a qualche amico qui in zona dicevo che penso che sia stata una gran bella partita sia dal punto di vista tecnico, tattico, studiata da entrambi gli allenatori in una certa maniera. E si è vista una gran bella partita perché fino all'ultimo, non perché loro erano in 10 ma perché è un po' il nostro modo di giocare, di cercare la vittoria fino all'ultimo, abbiamo avuto delle buone occasioni, però devo fare un plauso ai miei ragazzi che hanno fatto qualcosa veramente di bello in un posto dove non so l'imbattibilità da quanto dura qui a Gravina di Puglia. Volevo farvi perdere l'imbattibilità, però
abbiamo trovato degli elementi anche bravi nel Gravina. Parliamo adesso del campionato sempre di eccellenza, ma parliamo del girone A, abbiamo subito i risultati, la classifica e anche il prossimo turno. Oggi si è giocata l'11ª giornata. Jenny, a te i risultati e poi li commentiamo anche con i nostri ospiti. Gela, Atletico Campofranco 5-2. Camarat, Raffadali 1-0. Libertas 2010, Alba Alcamo 0-5. Mazzara, Pro Favara 2-0. Mussomeli, Castelbuono 3-2. Paceco, Cus Palermo 2-0. Parmonval, Dattilo Noir 3-1. San Cataldese, Folgore Selinunte 1-0. È stata una giornata pro Gela, con questa ennesima vittoria la squadra probabilmente ha già mezzo piede nel campionato interregionale. A questo punto diamo anche la classifica, poi il prossimo turno, e devo dire che probabilmente a questo punto non è escluso, Carmelo, che già dalla prossima settimana possiamo già mezzo festeggiare Gela. Vabbè, però 5 punti sono tanti però. Guardiamo la classifica. Benissimo. Gela 55, San Cataldese 50, Dattilo Noir 46, Paceco 47, Castelbuono 42, Mazzara, Alba Alcamo 38, Folgore Selinunte 35, Atletico Campofranco 32, Parmonval Mussomeli 33, Raffadali 27, Pro Favara 24, Cus Palermo Camarat 24, Libertas 11. Ricordiamo che in classifica l'Alba Alcamo, Raffadali, Mussomeli e Atletico Campofranco hanno una partita in meno. E adesso diamo sguardo anche al prossimo turno, si giocherà domenica prossima, domenica 20 marzo 2016. Questi gli incontri: Alba Alcamo San Cataldese, Atletico Campofranco Libertas 2010, Cus Palermo Parmonval, Dattilo Noir Mussomeli, Folgore Selinunte Camarat, Castelbuono Mazzara, Pro Favara Gela ed infine si chiuderà con Raffadali Paceco. Allora Carmelo, prima di sentire anche i nostri ospiti, bisogna ancora aspettare? Oppure siamo già a buon punto per questa promozione della squadra del presidente Tuccio? Beh, dobbiamo scindere il discorso matematica dal discorso, diciamo, più calcistico. Matematicamente il Gela la settimana prossima non potrà festeggiare, sì, per ragioni matematiche. È chiaro che se guardiamo il prossimo turno il Gela ha un impegno piuttosto agevole sul campo della Pro Favara in lotta per evitare la retrocessione diretta, quindi squadra molto motivata ma con una differenza di valori estremamente forte. Impegno decisamente più complesso per la San Cataldese che dovrà rendere visita all'Alba Alcamo che si giocherà contro la vice capolista le ultime chance, le residue possibilità di agganciare il treno playoff che tra l'altro, Ettore, è ancora aperto perché il Castelbuono ha decisamente rallentato, il Mazzara punta sulla Coppa ma è lì al sesto posto, certo, e comunque ancora non può mollare, e stesso discorso per l'Alba Alcamo che oggi ha travolto la Libertas fanalino di coda e resta in corsa per il sesto posto. La San Cataldese si attacca al suo bomber, no? Oggi Scillufo già far vedere il gol. Ha regalato 3 punti importanti alla San Cataldese. La Folgore ha giocato una partita di contenimento, la formazione di Catanese sperava di portare via un punto da San Cataldo e c'è voluta una magia, una bellissima rete del bomber Enzo Scillufo, questo scavetto di sinistro. Solamente giocatori di classe, di qualità riescono a fare gol del genere e proprio Scillufo ha regalato questi 3 punti che consentono alla San Cataldese quantomeno di restare agganciata al treno. Certo, a 4 partite dalla fine
5 punti sono un margine consistente, certo. Di fatto il Gela c'ha un piede in Serie D, però insomma queste ultime 4 partite vanno comunque monitorate con attenzione, anche perché la gara di Favara è sì abbastanza agevole, ma ripetiamo, il Favara non è ancora una squadra in cerca di punti per evitare la retrocessione diretta. Perfetto, Presidente, le piace questo attaccante? So che insomma, è stato visionato da molte società, comprese anche insomma, le squadre atenesi che insomma, speravano di averlo nei propri ranghi. È un attaccante che in età avanzata, che storicamente è uno che ha fatto sempre gol, per cui se vuoi alcune certezze questa è una certezza, quindi è uno forte, è uno che dovresti avere se tu in effetti cerchi obiettivi di classifica interessanti. E sotto questo punto di vista devo dire che a parte oggi ha fatto anche tantissimi altri gol di qualità, oggi in modo particolare, tra l'altro con questi 3 punti la San Cataldese, Salvo D'Arico, credo che possa essere veramente la squadra che cercherà di fermare ormai questa ascesa fortissima del Gela. Certo, però deve chiaramente, dato il distacco di 5 punti, cercare di vincere tutte le partite, nella speranza che poi il Gela si fermi. Qualche punto lo perda per strada, ma è un po' più difficile questa cosa qui. Però chiaramente molto sono difficile. poche le giornate. Bene, allora abbiamo chiuso anche con il girone A del campionato di eccellenza, adesso passiamo al girone B perché insomma avremo tanto da dire su questo interessantissimo girone di calcio dilettantistico. Abbiamo Jenny pronta con i risultati di questa giornata, l'11ª di ritorno. A te Jenny. Acireale Modica 3-0, Catania San Pio X, Giarre 3-0, Città di Rosolini, Sicula Leonzio 1-1, Forza Calcio Messina, Rocca di Caprileone 1-5, Igea Virtus, Sporting Via Grande 2-0, Orlandina, Troina 0-7, Palazzolo, Milazzo 3-0, Sporting Taormina, Atletico Catania 0-1. Sono ancora 7 punti di distacco dell'Igea Virtus nei confronti della seconda in classifica, che questa settimana è il Troina di Peppe Pagana. Guardiamo la classifica al completo e poi vedremo anche il prossimo turno. Igea Virtus 60, Troina 53, Rocca di Caprileone, Acireale 52, Sicula Leonzio 51, Sporting Taormina 50, Palazzolo 49, San Pio X 35, Milazzo 33, Giarre 31, Città di Rosolini 30, Sporting Via Grande 28, Atletico Catania 21, Modica 18, Forza Calcio Messina 12, Orlandina 6. E adesso lettura del prossimo turno, anche in questa occasione si giocherà domenica prossima, domenica 20 marzo, sarà la 12ª giornata di ritorno. Questi gli incontri: Atletico Catania Acireale, Giarre Forza Calcio Messina, Modica Palazzolo, Rocca di Caprileone Orlandina, Sicula Leonzio Igea Virtus, Sporting Via Grande San Pio X, Milazzo Città di Rosolini, e si chiuderà con un big match, oserei dire, tra Troina e Sporting Taormina. Allora Carmelo, punto della situazione, da dove iniziamo? Perché l'argomento sarà, credo, interessantissimo anche con i nostri ospiti. Anche qui, Ettore, scendiamo la matematica dalla valutazione tecnico-calcistica, perché a differenza del Gela, l'Igea Virtus, con una serie di combinazioni complicatissime e difficilissime, ma già dalla prossima settimana l'Igea Virtus può festeggiare. L'Igea innanzitutto dovrebbe andare a vincere la propria partita a Lentini, e non sarà semplice, ma soprattutto non devono vincere il Troina in casa con lo Sporting Taormina, il Rocca di Caprileone in casa con l'Orlandina, e anche questo è tecnicamente impossibile, e l'Acireale a mister bianco contro l'Atletico Catania del presidente Proto. Anche oggi l'Igea Virtus ha consolidato il suo primato con una vittoria netta e convincente contro un Via Grande. Il Via Grande di Iemma è estremamente organizzato, ma l'organizzazione tattica non è bastata agli etnei per portare via
punti dal Contres, la doppietta del solito Cannavò regala 3 punti alla capolista. Nessuno mi parla del Palazzolo, che anche questa settimana ha vinto. Però, il Palazzolo ha ottenuto una vittoria convincente, trascinata dalla doppietta di uno strepitoso calabrese, ma diciamo era una gara tutto sommato alla portata. Le sorprese hanno riguardato il pareggio della Leonzio nel derby Aretuseu a Rosolini, tra l'altro Garrasi ha regalato al 92esimo in pieno recupero il pareggio alla formazione di Trombatore, e l'altra sorpresa, lo accennavamo prima, la vittoria dell'Atletico Catania, del presidente Proto e di Pietro Infantino, 1-0 al Bagicalupo di Taormina, con un gol tra l'altro di pregevole fattura di Pietro Concialdo. Allora partiamo da questo punto, una vittoria importante per la classifica, per il morale, per dare segnale anche forte un po' a tutte le squadre che stanno un po' in un certo senso nella zona bassa della classifica. Presidente, io credo che una vittoria che serva veramente tantissimo all'Atletico per tirarsi fuori in questa seconda parte della stagione, perché la prima parte sappiamo tutti com'è andata. Abbiamo virato 3 domeniche fa con il pareggio in casa con la San Pio, eravamo anche in 10, quindi la squadra ha avuto una grande capacità reattiva, dimostrando di essere una delle squadre, giocando contro la San Pio, che è una squadra che gioca benissimo. Sì, è vero. In quel momento di discontinuità, per me, io dissi, ha rappresentato il momento su cui partire. Abbiamo avuto 2 partite che sulla carta non erano, o meglio, la prima col Messina, che aveva gli stessi punti nostri, una partita su un campo difficilissimo, è stata una partita difficile, abbiamo fatto subito gol e quindi a quel punto la squadra ha ritrovato autostima, ha ritrovato consapevolezza delle caratteristiche dei singoli e soprattutto di un organico che io ritengo oggi un organico che può fare benissimo i playoff. Assolutamente. Le distanze sono troppe, però abbiamo una condizione motivazionale fortissima. Abbiamo uno scopo ben preciso, una finalità ben precisa, che è quella di fare i play-out. Oggi abbiamo incontrato, ripeto, una squadra forte, bella a vedersi, una partita apertissima, una partita che poteva finire anche in parità perché hanno avuto anche loro tante occasioni da gol. Non mi sembrava una partita di eccellenza. Bene, immagino. Guardando un po' la classifica, Presidente, devo dire che veramente c'è l'imbarazzo della scelta nella zona alta della classifica, appunto Troina, Rocca di Capreleone, Aciriale, Sicula Leonzio, Sporting Taormina, il Palazzolo, sono tutti lì. Una settimana dopo l'altra cambia sempre la zona alta appunto di questa classifica. Questo è un campionato eccellenza difficilissimo. Io chiaramente l'anno scorso non conoscevo il campionato di eccellenza, però guardando dall'esterno avevo notato che solo 2 squadre in effetti avevano fatto benissimo, che era il Siracusa e lo Scordia, e poi c'era il vuoto. Quest'anno non c'è vuoto, c'è una competitività fortissima, una concorrenzialità fortissima. E questo chiaramente determina che cosa? Tutta una serie di insicurezze in termini di risultati. È vero, è vero. Mettiamo da parte l'Igea Virtus, ma guardando a questo punto della classifica, quale potrebbe essere insomma, il gruppo che andrà a fare i playoff? Perché su 6 praticamente 2 non ce la faranno. Io non sottovaluterei il Palazzolo, che è una squadra, anche io su questo. Che è una squadra efficace, con una guida forte, sicura, determinata e con ottimi giocatori. Quindi il Palazzolo io credo che sia una delle candidate a poter partecipare ai playoff. La squadra che mi ha deluso di più è il Rocca di Capreleone, almeno per la partita che ha giocato contro di noi, per cui nella misurazione di organico completo il nostro con le altre squadre che abbiamo incontrato è una delle squadre che ritengo si trovi in quella classifica probabilmente, occasionalmente, anche perché ha avuto tutta una serie di condizioni favorevoli per poter arrivare lì. Però squadra Leonzio è una squadra che gioca bene, è una squadra efficace, la Cireale la stessa cosa. C'è un seguito anche considerevole. Sì, queste sono squadre, devo dire che i Igea Virtus e Rocca di Capreleone non mi hanno fatto impazzire, ecco. Mentre Troina Virtus probabilmente ce la farà. Sì, ma sono quei campionati in cui tutto ti risulta facile, dove hai difficoltà iniziale, ti fortifichi, capitalizzi tutta una serie di risultati e poi chiaramente hai tutta una serie di condizioni esterne che ti determinano questi risultati. Carmelo. Presidente, invece lei in questa carrellata delle 7 sorelle non ha espresso un giudizio sul Troina, che forse dopo l'Atletico è la squadra a cui lei è sentimentalmente più legato. Sì, sono per motivi di campanile, quindi è ovvio, perché lì chiaramente c'è un mio ex calciatore che è Beppe Pagana, ma al di là di questo io sono legatissimo al Sotto l'aspetto tecnico cosa pensa? Squadra fortissima, il Troina ha 3-4 elementi di categoria superiore. Allora, Beppe li fa giocare la squadra bene,
e ha giocatori che da soli possono vincere la partita. Già, questa a differenza del Taormina, cosa. perché se oggi voi mi chiedete ma lei si ricorda un elemento di spicco nel Taormina, io ho difficoltà a individuare un elemento forte. Mentre con Troina? Cioè nel senso, e dico perché? Perché è una squadra invece che gioca bene, è una squadra che ha 3-4 soluzioni che mettono sempre la squadra nelle condizioni di poter giocare. Il Torino sono quei 2 o 3 che ti determinano, che ti cambiano la partita. E già questo in categoria è importantissimo. Salvo D'Arigo, però a questo punto, insomma, mettendo da parte il discorso dell'Egea Virtus, la Ciriale potrebbe ancora, insomma, continuare a sperare, perché i tifosi vogliono assolutamente questo. Io se mi dai 30 secondi dico la mia sul campionato d'eccellenza. Allora intanto il livello è abbastanza alto. Questo l'abbiamo detto. Certo, è un campionato dove ci sono delle nobili decadute, qui anche l'Atletico Catania, Reale. Secondo me l'Egea Virtus sta meritando di vincere il campionato, non sarà una squadra scintillante, però Raffaella la mette bene in campo, è difficile da incontrare, ben quadrata e ottima per la categoria. Poi 60 punti a questo punto della stagione non sono, poi c'è Cannavò che gol ne fa. Allora, secondo me l'equilibrio si è un po' rotto, è stata determinante per questa fase finale la vittoria del Palazzolo di Cireale. La vittoria del Palazzolo di Cireale ha permesso al Palazzolo di ritornare in corsa per i playoff, perché se non avesse vinto ad Acireale era praticamente quasi fuori. E così mettendo in condizione che 6 squadre devono lottare per 4 posti. Certo, ha riaperto un po' la griglia. Poi vorrei completare il discorso dicendo che però è un campionato dove ormai le 7 squadre hanno spaccato con il resto. L'Atletico Catania è una realtà un po' a parte per la doppia faccia dell'andata con il ritorno, perché magari se era iniziata con questa squadra magari la trovavamo nel gruppone. Infatti sarà la mina vagante per gli eventuali play-out. Certo. Chi avrà la sfortuna di non incontrerà, diciamo, possiamo definire una pari grado, ecco. Certo. Presidente, infatti tra Rosolini e Viagrande lei chi preferirebbe? Infatti questa è la stessa domanda che... è una bellissima domanda. Io preferirei non incontrare il Viagrande perché sono amici miei, per cui preferirei non incontrarli, e quindi... però devo dire che Rosolini è una squadra, noi abbiamo vinto Rosolini, è una squadra che gioca bene, tosta, ma il risultato anche di oggi al 92esimo dà un segnale ben preciso di una squadra che non molla, di una squadra che gioca bene e che ha quelle 2 individualità che possono cambiare la partita. Viagrande è un gioco più organizzato, è una squadra che gioca bene, ho visto sia all'andata anche al ritorno, è una squadra che non mi è dispiaciuta. Quindi, cioè a parità meglio comunque il Viagrande? Oddio, a parità è meglio che ci salviamo. Meno agguerrita, meno pericolosa e meno agguerrita del Rosolini. Secondo me, in linea di principio condivido l'analisi del Presidente Proto, insomma anche per ragioni comunque di campanile nel catanese, insomma sarebbe meglio evitare il derby, però il Rosolini è una squadra specialista dei play-out negli ultimi 2 anni, li ha vinti per ben 2 anni consecutivi. Infatti, e con un campo devo dire che è abbastanza difficile, è difficile anche giocare lì, è un campo difficile. È un po' piccolino, però un'erba sintetica meravigliosa. Benissimo, allora abbiamo chiuso anche la parentesi dedicata al campionato di eccellenza, adesso ci fermiamo, tra poco riparleremo ancora di calcio dilettantistico, lo faremo con i campionati di promozione, con i 4 gironi e poi insomma avremo modo ancora di chiacchierare con i nostri ospiti. A te Jenny. Carissimi amici, il numero 336 92 07 27, in modo che potete restare in contatto con noi, i nostri ospiti qui studio, e potete anche seguirci su Facebook mettendo un semplice like sulla pagina Sala Stampa Penalty e lì troverete tutto ciò di cui il calcio vero non parla mai. Torniamo solo tra qualche istante, pubblicità. In diretta su Video Mediterraneo, canale 11 del digitale terrestre, canale 823 della piattaforma Sky, ogni domenica questa lunga maratona sportiva siciliana che si apre alle 19 con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, poi a seguire alle 21 lo spazio di Sala Stampa di penalty dedicato invece al calcio professionistico, parleremo di Serie A con il Palermo, di Serie B con il Trapani e poi chiuderemo anche con la Lega Pro e le 3 squadre siciliane, ovvero Catania, Messina
Messina e anche Agrigento. E poi si chiude questa grande domenica sportiva con lo spazio dedicato al calcio a 5 che da quest'anno è stato inserito appunto nella programmazione sportiva di Video Mediterraneo tra le 22:15 e le 23 con i campionati di serie C1 e C2 insieme ad Alessio Parti. Salutiamo adesso in postazione l'arrivo di Antonio Rapisarda perché con lui parleremo di promozione. Buonasera Ettore e buonasera agli amici che ci seguono da casa. Bene, subito il girone A con i risultati insieme a Genni, un girone A dove vede ancora primeggiare la squadra palermitana del Riviera Marmi. A te. Ares Menfi, Cefalù 2-0. Audace Partinico, Monreale 1-1. Bolognetta, Riviera Marmi 0-1. Casteldaccia, Prizzi 2-0. Nuova Sancis, Città di Carini 2-0. Real Finale, Pro Villabate 3-0, ha riposato Castellammare. In classifica con questa vittoria fuori casa nel campo della palermitana Bolognetta, il Riviera Marmi continua ancora ad essere leader incontrastato di questo girone A del campionato di promozione. Guardiamo la classifica, poi la commentiamo perché il Riviera Marmi è anche in corsa per la Coppa Italia. Riviera Marmi 52, Audace Partinico 45, Castellammare 41, Nuova Sancis 40, Casteldaccia 37, Real Finale 36, Bolognetta Monreale 29, Cefalù Ares Menfi 28, Prizzi 23, Città di Carini 19, Pro Villabate 18. Ricordiamo che è stato escluso anche il Borgata Terrenove. Allora, Antonio, un girone dove il Riviera Marmi con questa vittoria fuori casa probabilmente ha già segnato in maniera quasi definitiva il risultato finale di questo girone, però c'è sempre anche la Coppa Italia, ci sarà il ritorno in settimana contro il Belpasso. Allora, per quanto riguarda la Coppa Italia ormai è uno scontro a due gironi, diciamo che il girone A contro il girone C, girone trapanese palermitano contro il girone catanese siracusano. Cosa dire? Riviera Marmi oggi ha fatto veramente una grande partita, ha vinto meritatamente, d'altro canto ha fatto una bella partita anche l'Audace Partinico che però è stato frenato in casa contro il Monreale. Partita importantissima la prossima settimana che è proprio lo scontro diretto prima contro seconda, Riviera Marmi contro Audace Partinico. Se dovesse andare bene per la squadra di Custonaci potrebbe festeggiare la promozione anticipata. Bene anche il Casteldaccia che vince 2-0 contro il Prizzi e si consolida molto, in maniera molto solidale nella zona playoff. Diciamo che è stato un campionato questo qui a senso unico, però il Riviera Marmi ha una marcia in più. Presidente, è anche vero che il campionato di promozione spesso e volentieri viene un po' bistrattato, non viene molto seguito, però ci sono tantissime realtà, tantissimi piccoli centri che vivono anche e soprattutto di calcio, soprattutto nel trapanese e anche un po' marginalmente nel palermitano. Credo che la mission dovrebbe cambiare perché il calcio dilettantistico in genere dovrebbe essere un calcio sociale, didattico, uno strumento di aggregazione e di formazione. Quindi noi dovremmo valorizzare sempre di più il movimento giovanile e non esasperare invece il livello di competizione. Invece in questi campionati, in virtù di quello che diceva lei poc'anzi, si tende sempre a aumentare il livello di competizione. È vero, e i giovani hanno poco spazio. Ecco, allora questo lo dovrebbero fare chiaramente i dirigenti, e credo che c'è una politica di indirizzo da parte della Lega regionale che è forte, che è sicura, che è certa, che la sposta in questa direzione, però noi che comunque siamo predisposti alla direzione del cambiamento dovremmo indirizzarci verso il calcio giovanile, perché il calcio dilettantistico è questo. È questo, non c'è nulla da fare. Salvo, è anche vero che molte squadre però poi alla fine fanno giocare pochissimi giovani, soprattutto in questi campionati di promozione. Quelli strettamente necessari al regolamento, per regolamento. Anzi addirittura ora la federazione dall'anno prossimo, però non si sa se si adegua anche la Sicilia, ha ridotto il numero dei juniores, quindi con 2 soli,
un 97 e un 98, per cui 99. Io volevo dare una testimonianza sul Riviera Varmi che ho visto giocare, personalmente a Belpasso, gran bella squadra. Primo tempo, già con una certa esperienza. Primo tempo aveva giocato male, aveva preso il gol del Belpasso e aveva preso anche 2 gol. Nel secondo tempo invece ha messo in mostra un gran bel gioco, non hanno grosse individualità ma giocano veramente bene. Sembra per il Belpasso sarà una partita molto dura, durissima, e lì c'è il discorso delle promozioni, perché potrebbe andare a finire una finale di Coppa fra Casteldaccia, che è molto avvantaggiata, ha vinto ad Avola contro il Riviera Varmi, se riesce a superare il Belpasso. Insomma, una cosa un po' particolare. Tutte e due sarebbero promosse. Infatti. Proseguiamo, adesso parliamo del girone B, del girone messinese, del campionato di promozione. Anche qui insomma qualche risultato anche a sorpresa. Guardiamo i risultati insieme a Jenny. Acquedolcese, Sinagra 2-0, Città di Messina, Camara 0-1, Città di Mistretta, Ionica Rimbiata, Città di San Filippo del Mela, Sant'Agata di Militello 0-1, Merì, l'Iniziativa 0-0, Messana, Pistunina 1-5, Torre Grotta, Barcellona Pozzo di Gotto 2-0, ha riposato Sant'Angiolese. Fondamentale la vittoria fuori casa dunque per il Sant'Agata di Militello, anche perché il Torre Grotta a sua volta ha svolto il suo giusto compitino in casa vincendo 2-0, quindi la classifica ancora è molto corta, la possiamo leggere insieme alla nostra Jenny, da lì capire che effettivamente questo girone B è molto equilibrato. Sant'Agata di Militello 58, Torre Grotta 57, Barcellona Pozzo di Gotto 39, Ionica 36, Sant'Angiolese 34, Città di Messina, Città di Mistretta 33, l'Iniziativa 32, Pistunina 31, Città di San Filippo del Mela, Acquedolcese 30, Camaro 28, Sinagra 26, Merì 22, Messana 8. Io su questo girone vorrei fare una domanda ai nostri ospiti, perché questo girone messinese, come si può ben vedere, c'è anche un'altra squadra di Barcellona Pozzo di Gotto, il Torre Grotte che ha una certa esperienza, c'è un'altra squadra di Messina. Non si crea troppo confusione, Presidente Proto, con questa moltitudine di piccoli centri che hanno più squadre? È la guerra tra i poveri se guardiamo la classifica, però mi sembra giusto che invece queste squadre esistono, perché queste squadre dovrebbero fare quel calcio di formazione che diciamo poc'anzi. E invece vanno a rincorrere anche loro? Ma il campionato di promozione è probabile, io non lo conosco questo campionato messinese, però ritengo che Barcellona Pozzo di Gotto, che è un grosso centro, che è già una squadra che andrà in quarta serie, danno tutta una serie di motivi. Se la caratterizzazione è quello che giocano i giovani, se vanno alla rincorsa della classifica, perché come dicevamo poc'anzi l'obbligo chiaramente di fare giocare i giovani è uno dei grandi problemi. La scelta dovrebbe essere dei dirigenti quello di fare giocare i giovani, quindi è probabile che queste squadre siano competitive facendo giocare i giovani. Speriamo, perché è sempre molto difficile. Il girone più combattuto, no? Con le due squadre, perché fino all'ultima giornata credo che... Salvo, però è anche vero che in queste strutture hanno dei meravigliosi centri sportivi, quasi tutti in sintetico, a dimostrazione che comunque molti piccoli centri investono anche nelle strutture. Nel messinese rispetto alla nostra realtà, non parliamo della realtà proprio cittadina catanese, perché cambia l'angolo, Presidente Proto ne sa qualche cosa. Ne sappiamo un po' tutto. Soprattutto nelle province, come dicevate poc'anzi, Siracusa, anche Messina, cioè i comuni, al di là delle singole proprietà, hanno investito sugli impianti sportivi. A differenza di questa precarietà che chiaramente abbiamo nella grande città. Per esempio l'Atletico gioca non a Catania ma gioca in un paesino e di allenati mi pare ci alleniamo a Montepo. Insomma, una gran confusione. Che tutto è meno che un campo di calcio. È vero. Antonio, volevi dare un commento tecnico anche su questo girone? Allora, diciamo che è stata una settimana importante per il Sant'Agata di Militello, che ha recuperato, ha agguantato la vetta, ora è avanti al Torre Grotta di un punto, ma è stata una partita, quella col San Filippo del Melo, più difficile di quanto sembra.
squadra. La squadra si è subito sbloccata, è andata subito in vantaggio al quarto minuto con Iuculano, però dopo ha sofferto tantissimo, non è stato il miglior Sant'Agata di Militello. Diciamo che il recupero ha anche giovato a questi ragazzi, perché vincendo sono riusciti a scavalcare il Torregrotta che contro il Barcellona Pozzolico mette una serie ipoteca al secondo posto. Ora sono a 18 punti, mancano 4 partite e 12 punti, diciamo che il secondo posto è quasi ipotecato e potrebbero anche non giocare esattamente, perfetto. Per quanto riguarda le zone basse della classifica, dobbiamo dire che c'è la seconda vittoria consecutiva del Camaro, squadra che si sta risollevando e sta uscendo dalle secche della zona pre-out, e credo che abbiamo un contributo. Infatti abbiamo un contributo, guardiamoci questo bel servizio su questa vittoria importantissima fuori casa del Camaro proprio contro il Città di Messina. 3 punti pesantissimi contro il Città di Messina per il Camaro, che centra la terza vittoria nelle ultime 4 gare e si avvicina sempre di più alla salvezza. Al Garden Sport di Mili Marina la formazione neroverde soffre in avvio a causa delle assenze di ben 8 elementi. I padroni di casa del Città di Messina sono pericolosi già dopo un paio di minuti con Galletta, che sbaglia malamente sotto porta, e con il diagonale di Arigore spinto con i pugni dalla Fauci. Il portiere ospite deve intervenire anche al 21esimo per deviare in corner la punizione di Ballarò. Il Camaro però cresce con il passare dei minuti e crea la prima occasione alla metà del primo tempo. Cross dalla sinistra di Mondello e tiro di Fugazzotto che termina al lato di poco. Dopo l'occasione fallita da Fugazzotto, il Camaro alza il baricentro e crea molte occasioni fallite dai propri attaccanti e parate dall'estremo difensore avversario. Avvio di ripresa amaro di emozioni. Il primo tentativo è ancora del Camaro, ma la punizione dai 25 metri finisce alta sulla traversa. Il gol che decide l'incontro arriva alla mezz'ora. È Mondello ad andare al cross da sinistra trovando Scarantino sul secondo palo, tocco di prima dell'esterno neroverde che supera il portiere avversario e Camaro in vantaggio. L'attaccante classe 97 di proprietà del Città di Messina e attualmente in prestito al Camaro sigla così il suo 6º gol in campionato. La squadra ospite sembra poter amministrare bene il vantaggio, ma a 10 minuti dal termine la squadra di Romeo rimane con un uomo in meno per l'espulsione di Calogero. Il Città di Messina spinge a caccia del pari, ma non riesce a pungere troppo. Il direttore di gara manda a fare la doccia in anticipo un altro giocatore del Camaro, ma i neroverdi resistono e portano a casa 3 punti d'oro. Quarto risultato utile consecutivo e terza vittoria nelle ultime 4 gare. La salvezza diretta non è più un'utopia e già contro il Città di Mistretta potrebbero arrivare punti ancora più... La pubblicità arriverà tra pochissimo perché prima dobbiamo congedare il nostro ospite Franco Proto. Presidente, io sono doppiamente contento di averla qui in studio oggi all'interno di Penalty. Certo, non è un calcio che le appartiene, sono molto onesto, lo grido ad alta voce perché insomma il suo passato mi fa pensare a altre cose. Devo dire che oggi avevo tensione perché mi sembrava una partita di categorie diverse. Tenendo conto che anche il rapporto con i dirigenti del Taormina è stato molto bello nell'accoglienza e poi una partita aperta, bella, giocata, quindi si può fare calcio dilettantistico in maniera seria. Anche assolutamente. In uno stadio che in uno stadio anche di una buona ma anche le condizioni, certo. le condizioni di accoglienza da parte degli altri dirigenti. Tu non hai vissuto un momento di tensione. C'era una partita sul campo, poi abbiamo vinto noi, così come potevano vincere loro. Però era tutta la condizione che ti ha detto, beh, allora si può fare calcio. Certo. Si può fare calcio, allora a questo punto un po' tutti, soprattutto i tifosi dell'Atletico, si aspettano da lei qualche dichiarazione, chissà, per la prossima stagione. Programmatica, no? Programmatica, ci mancherebbe. Lei è stato sempre uno che ha programmato, sì. La sua presenza non è casuale. Quest'anno abbiamo programmato la salvezza, nel senso... È già una cosa importante. Abbiamo dico, in corsa attuato tutta una serie di azioni correttive che avevano questo scopo e questa finalità. Salviamoci, questo è un buon gruppo con una grandissima guida. Voi sapete che lavoro soprattutto sulle strutture di sostegno, lavoro sulle risorse umane, lavoro sui manager, lavoro sui dirigenti e soprattutto a un'etica professionale. Devo dire che questa squadra a livello dilettantistico è cambiato modo di agire, modo di rapportarsi con gli altri. Non è casuale neanche la presenza appunto di Infantino. Sì, ma non solo Infantino, io mi riferisco a tutte le figure che non si vedono, al dirigente accompagnatore. Quest'anno abbiamo svecchiato tra le altre cose inserendo 3 giovani bravissimi che sono Gianluca Sergio Barbagallo,
un nuovo segretario che ho creato, che è un segretario della Facoltà di Teologia, Marco Calli che è responsabile della comunicazione, abbiamo puntato su tutta una serie di risorse umane che hanno entusiasmo, dedizione e soprattutto hanno competenza, hanno sapere e che professionalmente sono etichettate, quindi a questo punto noi possiamo perdere sul campo, devo dire che la società deve sempre vincere. Perfetto. E può ripartire da una base di una squadra proprio a livello tecnico, e si può ripartire, non deve fare rivoluzione. Noi non abbiamo la necessità di fare il tecnico che già si esprime, giustamente. Questo è un gruppo che probabilmente ripartendo con questa condizione forte della vittoria, se la trasferisce anche per gli anni successivi, tenendo conto che questi sono ragazzi 7 undicesimi che hanno vinto 2 anni fa il campionato di eccellenza con la Leonfortese. Questi sono ragazzi che fino all'anno scorso hanno fatto il campionato nazionale dilettanti sfiorando i playoff con Infantino alla guida sempre a Leonforte. Questo è un gruppo di lavoro forte, determinato, serio. E l'Atletico parte da là. Corona vuole giocare ancora? Corona vuole sempre giocare. Io devo dire che pensavo probabilmente che Corona fosse uno di quelli che poi arrivava a fine carriera cercando probabilmente non so, di giocare a campo. Invece è di una ma è di una professionalità, di una serietà. Immagino. Io non pensavo di incontrare una persona così seria, per cui qual è il valore aggiunto di Corona? È la persona, non è la qualità tecnica. Certo, chiaro, è logico. Bene Presidente, allora in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie a voi. Insomma, i playoff sono un po' lontani, ma i play-out sono speriamo di farli, i play-out, e speriamo di vincerli. Benissimo, grazie ancora al Presidente Franco Proto, ci dobbiamo fermare, abbiamo un altro stacco pubblicitario, la parola la diamo naturalmente alla nostra Jenny, tra poco rientreremo in studio e parleremo ancora del campionato di promozione con gli altri 2 gironi appunto del campionato di promozione. Io vi ricordo sempre il numero telefonico 336 92 07 27 in modo che potete restare in contatto con noi e i nostri ospiti qui in studio. Torniamo tra qualche istante. Pubblicità.